La cura della salute è anche prevenzione, ma è anche vivere bene, no? C'è un piano del Servizio di Prevenzione della Regione Veneto che punta anche a questo. Quali sono i risultati che oggi presentate nell'ambito di questo convegno internazionale? Allora, i risultati che presentiamo oggi sono quelli di una popolazione che si prende cura di se stessa. Io credo che il fatto di essere una delle regioni con il più basso indice di cronicità, che significa il più basso indice di persone che hanno più di una patologia, da 2 a 3 patologie, questo significa che è vero che c'è una presa in carico sanitaria, ma è vero che c'è anche un'adesione agli stili di vita e anche all'offerta degli screening, a tutte le occasioni di prevenzione. C'è anche un altro dato che facciamo vedere, che l'indice di fragilità, cioè le persone che non sono capaci di svolgere le azioni quotidiane, si è abbassato tantissimo e noi siamo tra le regioni che stanno meglio. È chiaro che c'è ancora molto lavoro da fare, ma secondo noi la prevenzione ha avuto e continuerà ad avere un ruolo fondamentale. Abbiamo visto che con il movimento noi abbiamo puntato moltissimo nel ridurre la sedentarietà, perché la sedentarietà è una delle cause di tutte le malattie, della mortalità per tutte le cause. E rispetto a tutte le altre regioni, rispetto alla media italiana che è del 28, noi siamo a 15,5. Quindi significa che abbiamo messo in moto, ecco, questo è veramente un sistema che non è solo sanitario, ma è della comunità. Abbiamo attivato i cosiddetti comuni attivi, scusate per il gioco di parole, ma abbiamo più di quasi 220 comuni che si sono impegnati a svolgere tutte le attività della prevenzione e metterle a disposizione della popolazione. Qual è il focus del nuovo piano, l'elemento cardine? Secondo me l'elemento cardine è quello di essere pronti attraverso il fatto di mettersi in gioco, cioè fare delle esercitazioni, perché le esercitazioni ci consentono di vedere dove sono i punti critici e di rafforzare invece i punti dove crediamo di essere sistematizzati.